13 pistole di vario calibro e 5 fucili scomparsi da un'armeria di San Zenone degli Ezzelini nel Trevigiano. Proprio una di queste pistole era stata usata a gennaio scorso per l'omicidio di Venezia, quando Ivano Gritti venne ucciso nella sua abitazione alla Giudecca, si disse allora, per motivi legati alla custodia di un cane. Le armi erano armi letteralmente inizialmente cedute, poi quasi pretese. Perché una volta che si instaura un certo rapporto tra i due complici, poi alla fine c'è anche la richiesta pressante di altre armi. E certo, da un'armeria l'approvvigionamento è facile. 4 le persone arrestate, tra cui proprio lo stesso 42enne titolare dell'armeria di San Zenone, che già nel 2011 era finito nei guai sempre per traffico illecito di armi a livello internazionale. Sono persone venete, a parte un albanese. Sono persone note alle cronache per reati più o meno analoghi, ma insomma decennali, datati. Nel blitz dei carabinieri di Treviso, con gli arresti a Padova, Vicenza e Treviso, anche 4 indagati, di cui 1 nel veneziano già con precedenti e 3 nel padovano, tutti legati alla vecchia guardia della Mala del Brenta, dicono gli inquirenti, banda che da tempo taglieggiava per usura un 41enne imprenditore edile della Castellana che, terrorizzato, si era rintanato da tempo a casa di un amico per sfuggire alle minacce di morte dei criminali. E si è proprio letteralmente nascosto, cioè ha lasciato casa, ha lasciato anche il telefono, non si è fatto trovare anche dai parenti, tra l'altro, perché pensava che ogni notizia che lui potesse dare circa i suoi spostamenti, le sue presenze, potesse arrivare così alla conoscenza di chi gli stava facendo l'estorsione, quindi è stato difficile anche per noi rintracciarlo poi alla fine. Indagini ancora in corso. Persone che fanno paura soprattutto alle persone per bene.